Buongiorno e benvenuti a tutti. Possiamo iniziare questa nostra mattinata che immagino veramente emozionante e straordinaria. E chiamo qui, quale momento introduttivo, prima di iniziare la nostra scaletta, il coro polifonico di Laconi. Laconi è un paese al centro della Sardegna. Non è casuale la loro presenza qui per un duplice motivo. Il primo è che proprio lì, nel 1969, una scoperta archeologica eccezionale restituì anche all'archeologia sarda un patrimonio incredibile di statue preistoriche. E qui siamo in casa di un'altra grande famiglia di statue preistoriche. L'altra ragione è che il coro di Laconi è gemellato con il coro di Villazzano e il comune di Laconi è gemellato con la frazione di Villazzano. E noi siamo qui per presentare invece un momento eccezionale di cui però ne parliamo dopo, perché ci sono tutta una serie di iniziative che è bene puntualizzare, ma ora per il momento ascoltiamo loro.
Devo dire che, e non è facile, che il presidente della Fondazione Monteprama aveva visto bene nel sollecitare la Dinamo Basket Banco di Sardegna e dire e proporre: quando andiamo a Trento portiamo il coro di Laconi, facciamoci questo tuffo poderoso nell'animo profondo della nostra Sardegna e mettiamola, presentiamola a disposizione di Trento e della sua comunità. La parola al padrone di casa, al dirigente generale, al soprintendente per le attività culturali per la provincia di Trento, dottor Franco Marzatico. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti, vi porto innanzitutto il saluto della vicepresidente e assessore alla cultura e sport Francesca Gerosa, che doveva essere con noi ma purtroppo per un impegno improvviso non è potuta essere qui con noi. Vi porto il saluto con alcune considerazioni che fanno parte della nostra quotidianità, ricordando innanzitutto un legame fortissimo che ci lega già da tempo con Laconi, che fa parte, con il suo splendido museo e con l'animazione intelligente di Giorgio Murru, fa parte della rete dei musei con le statue Menhir, che è rappresentato qui anche dal direttore del museo di Riva del Garda, dottor, non lo vedo, ecco, ma non lo vedo, ecco sì, dottor Matteo Rapanà. Veramente al di là di ogni frase così di circostanza e di benevolenza, penso che l'emozione che sa produrre un coro e anche questa idea che lo sport si accompagni alla cultura rappresenta per noi anche stimolo, ma rappresenta anche quel fattore di coesione sociale, di comprensione, profondità, critica, attenzione nei confronti del prodotto culturale nel suo più ampio, nel suo ampio messaggio, che ci fa davvero, ci gratifica anche dell'impegno quotidiano che mettiamo nella conservazione dei beni culturali, con una considerazione: lo sport è evidentemente esercizio, autodisciplina, capacità di controllo, e da questo punto di vista c'è una relazione stretta con la cultura, che è fatta di convivenza, che è fatta di comprensione, che è fatta anche di relazione, e queste relazioni possono essere anche a lunga distanza. Lo vediamo nella relazione veramente ormai più che ventennale nei confronti di Villazzano, che è rappresentata dalla Presidente della circoscrizione. Quindi io non posso che essere grato a tutti coloro che hanno avuto questa idea, questa iniziativa, riproponendoci anche noi di seguire non con l'attenzione degli sportivi, che è anche dovuta alle squadre che competono sul campo, ma anche con quella voce della cultura che serve appunto per questa relazione che non è forzata ma che fa parte del nostro essere. Certo, con questi aspetti, nell'antico l'ideale eroico era dell'atleta superiore, che però doveva sapere anche usare la metis, come dicevano i greci, l'intelligenza. Oggi non c'è più solo questo, fortunatamente, ideale eroico, che è anche quello di sopraffazione, ma c'è anche un mondo di solidarietà che accompagna lo sport, che è aperto anche alla disabilità, e quindi per noi questo è un fattore veramente di civiltà. Quindi grazie a tutti, buon lavoro, e naturalmente sul campo vinca il migliore. Bene, il presidente della Fondazione, Anthony Muroni. Io mi sa che mi devo sedere perché sennò il microfono non riesce a registrare. Grazie a tutti, grazie a Giorgio che è un motore di queste iniziative, grazie al dottor Marzatico e a tutta la comunità, anzitutto civica e poi naturalmente culturale, di questo bel centro che ci ospita per quella che oggi è la 20ª iniziativa di questa campagna di comunicazione congiunta che noi portiamo avanti da 2 anni insieme
al Cagliari Calcio, alla Dinamo Banco di Sardegna e alla FASI, la Federazione degli Emigrati Sardi. Quando abbiamo lanciato questa iniziativa, quando l'abbiamo pensata, proposta per la prima volta, come spesso accade, è un passaggio obbligato, ci hanno preso per matti, per spreconi, per approfittatori e per tutto il resto, ma chi si occupa di cosa pubblica deve, ahimè, purtroppo sapere che questa è una delle tappe della Via Crucis che occorre fare prima di arrivare ai risultati. Oggi, dopo essere passati dal Museo Egizio, dalla Galleria degli Uffizi e, non le cito le altre 18, ma avere anche questa prestigiosa opportunità di oggi, si coglie quello che è l'obiettivo e quello che era il disegno che c'era dietro questa iniziativa, tra le molteplici attività che una struttura complessa come una fondazione a partecipazione ministeriale è chiamata a fare, perché sì, si occupa di valorizzazione, si occupa di promozione, ma deve giocoforza interagire con i momenti legati alla conservazione, alla tutela, alla didattica, allo studio continuo. E perciò tra le tante iniziative che la Fondazione mette in campo, che già in queste ultime 2 settimane si sono poi un po' sovrapposte, devo dire che questa è sempre un bel momento, questi sono bei momenti di incontro e anche di circolazione delle idee e anche delle esperienze. Dappertutto dove siamo andati a fare questo tipo di presentazione, questo tipo di campagna, abbiamo imparato qualcosa dalle strutture museali che ci hanno accolto, dalle realtà, per come sono organizzate, sia quelle più grandi e famose che quelle, e non è certo il caso di Trento, ma ce ne sono state anche più locali, ma che comunque hanno mostrato di avere un modello che poteva ispirare una qualche modalità da parte nostra di gestione. Il significato profondo di aprire i luoghi della cultura, di far conoscere questi modelli utilizzando il veicolo dello sport, che ahimè o per fortuna, non lo so, ognuno poi ha la sua idea, ha un serbatoio di partecipazione che ancora oggi è molto più ampio rispetto al pubblico italiano, quantomeno, che frequenta i musei, i luoghi della cultura, anche se i dati post-Covid ci stanno dando qualche soddisfazione, ci stanno facendo capire che c'è una fortissima ripresa, una fortissima voglia di impossessarsi degli immensi beni culturali sui quali l'Italia può contare e che possono essere un motore non solo di aggregazione, di crescita personale, sociale, anche economica del sistema paese. Dico l'ultima cosa prima di cedere la parola al Presidente della FASI e poi all'amministratore delegato della Dinamo Sassari, anzi ne dico 2 molto veloci. Ieri al nostro museo si è svolto, mi pare, il 12° venerdì al museo, anche ieri posti solo in piedi, ma la tappa di ieri è stata particolarmente significativa perché ha visto in tempo reale i funzionari della soprintendenza di Cagliari e Oristano rendere pubblica il risultato della ricerca che è in corso, di un cantiere che non è ancora chiuso, che sta restituendo delle cose delle quali io non sono titolato a parlare perché non è la mia materia, direi qualche strafalcione, ma immagino, ho percepito, ho capito che sta venendo fuori un qualcosa di diverso, non solo legato alle statue, che ci può aprire un orizzonte nuovo per capire meglio Monteprama, per capire meglio il sedimento della storia in quel luogo, storia che ha prodotto questo complesso statuario monumentale, ma che ha un prima e un dopo e che dunque è in divenire, insomma, questa ricostruzione. La seconda cosa e ultima che voglio dire è l'altissimo valore aggiunto che componenti private, ma che hanno un forte impatto pubblico, come la Dinamo Sassari e il Cagliari Calcio, per quello che stanno riuscendo a veicolare anche come messaggi fuori dal campo. Certo, lottano in campo, hanno vinto il campionato il Cagliari per andare in Serie A, la Dinamo ha fatto 2 semifinali scudetto nelle ultime 2 stagioni ed è protagonista di un momento di grande entusiasmo per l'impegno che la squadra mette in campo in queste ultime settimane, per i risultati sportivi che ha conseguito. Sì, certo, questi risultati sportivi ci inorgogliscono, ma il valore aggiunto che viene portato dalle iniziative che fuori dal campo queste 2 società da anni fanno per stare vicine alla comunità, per rendere anche più coesa la comunità, perché poi alla fine una delle funzioni
della cultura. È vero, la crescita, il sapere, l'affrancarsi dalle questioni anche piccole che ogni tanto ci distraggono e ci fanno perdere, no, quell'orizzonte di bellezza al quale facevo riferimento prima. Poi c'è anche una questione di coesione, di consapevolezza, di compartecipazione del fatto che siamo tutti sulla stessa terra e tutti condividiamo successi, sconfitte, momenti di tensione, momenti di crescita, momenti di felicità. Se lo facciamo insieme e non ci consideriamo tante piccole isole, riusciamo magari a marciare meglio. Io credo che poi alla fine, soprattutto in questa seconda stagione di questa iniziativa, quanto sta emergendo è questo valore aggiunto della coesione fra sardi, col resto della comunità del nostro paese, con le persone che vengono a visitare la nostra bellissima isola e i nostri beni archeologici e culturali, ma, ripeto, anche con la nostra comunità di sardi che è sparsa nel mondo. Io stesso sono un figlio dell'immigrazione, essendo nato in Australia, avendo poi avuto la fortuna di tornare, crescere nella nostra bella Sardegna. Ecco, tutto questo calderone di piccole cose positive che noi non riusciamo a cogliere, probabilmente perché siamo anche molto distratti dalla frenesia della nostra quotidianità, ma se ci fermiamo un attimo a leggerle, sono tanti piccoli segnali positivi che poi vanno a comporre un puzzle che ci fa a tutti del bene. E anche la presenza del coro oggi è un valore aggiunto che va nella direzione di questa ritrovata coesione. Dunque grazie a tutti voi e grazie anche a chi sarà protagonista dei prossimi eventi. La parola a Bastianino Mossa. Io ci arrivo in piedi, quindi non ho fatto basket, ho fatto altre cose. Niente, innanzitutto buongiorno a tutti. E per noi questo percorso ormai del secondo anno che parte dall'idea di Anthony, no? Che ha incrociato la Fasi e che ci ha fatto girare poi dal Palazzo Reale di Genova fino agli Uffizi, fino a tantissimi bei posti come Aquileia, l'ultima volta che siamo stati, fino a questo posto straordinario, a questo mondo incredibile che sembra quasi di essere in Sardegna, diciamo. No? Allora la questione è importante questa, siamo qui, dice cosa ci fate voi sardi in riva all'Adige? Questo qui è importante, qui partiamo da Verona, andiamo su a Bolzano e partiamo da Sebastiano Satta, no? Parlando di cultura, Circolo di Verona, qui rappresentato da Francesca Sanna. Andiamo poi a Rovereto, Maria Carta e fino ad arrivare a Eleonora d'Arborea a Bolzano. Cioè immaginate cosa abbiamo portato fuori, no? Il nostro mondo, la cultura. La questione, come diceva anche il dirigente prima, è del discorso della coesione sociale. No? Poi alla fine i nostri circoli nascono per questo, per la solidarietà, per aiutare chi è andato fuori dalla Sardegna, per lavoro evidentemente, altri per ragioni di scelte professionali o di carriera militare, tantissimi, come ad esempio nel nord-est abbiamo tantissimi che sono emigrati per ragioni di lavoro nel campo militare. Angelo è un esempio, da Trieste, presidente del Circolo, è così come Udine, è così come abbiamo tutta la parte più operaia di Milano. L'altro giorno eravamo in più di 3.000 a tifare Cagliari a Monza. Allora, ne sono arrivati tanti dalla Sardegna, ma tantissimi da questi territori. Noi abbiamo 10.000 soci abbiamo in Lombardia come Fasi, abbiamo 16 circoli. E fanno parte di quei 60, quasi 70 sparsi in tutta Italia, in 12 regioni e 45 province d'Italia, questo per dare un po' di numeri. Allora, qui in Riva all'Adige c'è Trento poi, che rappresenta appunto una comunità importante, qui c'è Salvatore Dui, c'è Mario, tutte le persone che hanno costruito, che hanno contribuito a far sta bene i sardi in questa zona. Tornando alla questione di cosa facciamo noi con Montebrama, io penso che partiamo anche dai numeri. Noi mandiamo in Sardegna circa 80-90 mila persone con la nostra agenzia viaggi della Fasi che ha sede a Milano, 90.000 persone. Io ho visto l'altro giorno la bellissima area espositiva che avete inaugurato, nuova, lì al museo, è una roba straordinaria dove è bello girare intorno a questi giganti, è una cosa straordinaria e questo qui adesso bisogna fare subito, darsi da fare per portare di questa gente, bisogna portarli, cioè il nostro ruolo è questo, quindi siccome siamo ambasciatori di Sardegna, come lo sono i giganti e come lo è il coro di Laconi, no? Questa cosa qui noi la dobbiamo, questo è un dovere nostro,
Cioè, perché se no diventa tutto magari anche più, come dire, più autoreferenziale, queste cose, ecco. Quindi ciascuno di noi ha una responsabilità in questo senso, ognuno nel suo piccolo. Poi l'altra questione, io sono contento perché ho sentito la Salimba, la lingua sarda oggi qui, e grazie ai giganti qui è entrata la lingua sarda, la nostra lingua, no? E quella è il nostro vestito, le nostre cose. Poi in Sardegna ci sono tante sfumature bellissime, culturali, ogni paese ha un patrimonio di queste, quindi sentirlo cantare dal coro di Laconi, di cui veramente ho detto a Giorgio, ho detto, adesso senza non dire niente, torno al direttore, ormai Giorgio ha detto fai anche questo, perché mettere dentro in quel mondo lì la tua, come dire, no, la tua sapienza no, archeologica, direttore del museo, eccetera, a farvi convivere queste cose è una roba straordinaria. E poi dopo, per chiudere, lo sport, come abbiamo detto prima. E lo sport, anche l'inno della Dinamo, mi sembra che non sia in italiano, che mi sembra che sia cantato in sassarese, se non sbaglio, no? L'inno della Dinamo. E torniamo sempre alle nostre cose, quindi l'abbiamo imparato tutti, lo sappiamo. Che quindi qui vi accompagniamo anche stasera nella partita, tra l'altro è un momento un po' come il Cagliari stesso, no? Buono, come si dice, di trend importante, e quindi vi sosteniamo e naturalmente un ringraziamento poi a Nicola, a Giorgio, l'ho detto prima, a Ilaria e a Nicoletta, perché ormai fate parte, la fase vi conosce, siete di casa, ecco, perché ormai vi guardano le registrazioni e grazie alla vostra, veramente, alla vostra capacità di far passare questo messaggio, ci rendete a noi sardi nel mondo, come dire, partecipi e un tutt'uno con la Sardegna. Grazie. Stefano Sardara, amministratore delegato. Francesco Sardara, scusami Francesco, pensavo a tuo padre. Amministratore delegato della Dinamo Banco di Sardegna di Sassari. Io posso stare in piedi. Buongiorno a tutti, è per me un piacere essere qua davanti a tutti voi. Da quasi 10 anni, mi ricollego alle parole del Presidente, noi siamo fieri ambasciatori della Sardegna in Italia, in Europa e nel mondo. Questo perché molte volte le persone si dimenticano di come sport e cultura condividano quasi le stesse regole: disciplina, volontà, curiosità. Negli anni, vi dico quasi un decennio fa, perché febbraio 2015, noi inaugurammo la prima maglia con i giganti di Monteprama. 2 settimane dopo la Dinamo vinse la sua seconda Coppa Italia della storia. 4 mesi dopo abbiamo vinto lo scudetto storico del triplette. Siamo una delle poche società italiane che è riuscita a fare il triplette. Da quel momento in poi è iniziato un vero e proprio matrimonio. Non mi piace chiamarla collaborazione perché noi condividiamo degli ideali, condividiamo un progetto. Siamo andati in posti, senza andare molto lontano, New York, dove le persone sapevano cosa fossero i giganti. Poi ti fermavi là a parlare di Sassari e ti guardavano come a dire: Sassari, dov'è Sassari? Questo ci ha permesso di far conoscere la nostra terra, la nostra squadra in giro per il mondo, ma soprattutto ci ha permesso di far conoscere una cultura che è una cultura tra le più antiche del mondo, è una cultura bellissima che spazia dai giganti al coro, che oggi ha dimostrato come la stessa cosa che si è fatta nell'ultimo circa qualche milione di anni è bella anche oggi, si può conoscere anche oggi. Noi siamo un'isola che molte volte viene conosciuta solo come sole, mare, luglio e agosto. In realtà abbiamo un patrimonio culturale che è gigantesco e io personalmente, la nostra società, i nostri giocatori, siamo fieri di portare in giro per il mondo una storia che ci ha reso grande non solo come squadra, ma come realtà, come territorio. Perché come si diceva prima, i sardi, ho scoperto nel mondo, sono forse più di quelli che ci sono in Sardegna. Noi in ogni posto dove siamo andati alla fine spuntava la bandiera con i 4 muri e vi dico, abbiamo giocato nei posti più remoti del mondo ed è bellissimo perché ti senti sempre a casa. Quindi ringrazio Anthony, ringrazio la Fasi, ringrazio tutte le persone che negli ultimi anni ci hanno permesso di stare a casa anche a ore d'aereo, in città dove non conoscevamo molte volte neanche la lingua,
ma nonostante ciò abbiamo sempre incontrato i quattro mori, abbiamo sempre incontrato un pezzo della nostra cultura e siamo cresciuti personalmente come uomini e come giocatori. Quindi grazie mille. Adesso cosa dobbiamo dire? Spiriti e Dei è un progetto che nasce qualche anno fa a Firenze. Siamo al Turisma, questa grande fiera del turismo archeologico internazionale, e insieme a Nicola Castangia, che è l'autore di queste immagini che vedrete, senza le quali le mie parole avrebbero veramente un significato diverso, o meglio, non avrebbero proprio quel significato che in realtà il colore, la definizione, la passione, l'amore che Nicola ha posto in queste immagini potrebbero e dovrebbero comunicare. E nasce a Firenze portando appunto un momento importante della storia antica dei Sardi, cioè era una sollecitazione, in certi casi anche una provocazione, cioè provare a far parlare la religione dei Sardi, la spiritualità dei Sardi in tempi straordinariamente remoti, cominciando proprio, come vedremo ora, da un luogo che è stato conosciuto circa 45 anni fa. Siamo nel Sinis di Cabras. La località è una località ormai nota, Cucuru Isarrius. Per introdurre Cucuru Isarrius, che è una regione che si apre sullo stagno, era importante capire come l'uomo arriva fin lì, come arriva a maturare, insomma, una sua spiritualità, un suo credo. La Sardegna è ricca di grotte, è ricca di cavità naturali, e l'uomo già dal Paleolitico, stiamo parlando di 250.000 anni fa, seguendo le migrazioni dei grandi erbivori, ha frequentato questi luoghi, cioè si è dovuto fermare, ha dovuto soggiornare, seppure il ritmo degli animali era un ritmo incessante, non gli permetteva, insomma, di essere stanziale, non le permetteva di poter convivere, no? In grandi organizzazioni. Certo, il gruppo umano c'era, uomini, donne, bambini, che andavano a seguito di questi grandissimi cacciatori. E proprio la grotta Corbeddu di Oliena, che è stata una delle prime ad essere indagate nei primi anni '80, siamo nella regione delle Barbagie, siamo nella Barbagia di Nuoro, ecco proprio qui. Insomma, uno scavo archeologico fortunato portato avanti da diverse università, tra cui una olandese, ha ritrovato tutta una serie di resti di animali che hanno fatto pensare proprio a un momento anche conviviale, strumenti di vario genere in pietra, prevalentemente, e poi pian piano tutto ciò che, andando avanti nel tempo, ha dimostrato che questa grotta è stata frequentata dall'uomo per 20 anni. Tra i resti più importanti vi è questa di questo animaletto che fondamentalmente ha accompagnato la vita dei sardi. È un endemismo. Quando i ghiacci si sono sciolti nel Mediterraneo e la Sardegna è tornata ad essere un'isola,
Allora che cosa è successo? Come l'uomo che si è trovato, insomma, a vivere questa terra aspra, a vivere questa terra bellissima da un certo punto di vista, anche gli animali si sono dovuti adattare a questa vita. E allora in Sardegna esiste un cervo sardo, che in latino chiamano Megaceros cazioti, ed esisteva il Prolagus sardus, questa sorta di roditore che è stata la base alimentare, pensate, per migliaia di anni. Il professor Lilliu, quando parlava della sua estinzione, ma non aveva dei dati per poter dire, insomma, qual era la vera ragione per la quale questo animale si era estinto, diceva in sardo «de piadessi tropus aboriu», cioè doveva essere troppo buono da mangiare, per cui insomma la caccia fu una caccia spietata. E allora, insomma, all'interno di tutto questo percorso ci sono le ragioni che hanno portato, insomma, alla nostra chiacchierata di oggi. Siamo a Macomer. Qualche tempo fa, in una grotticella, viene trovata questa statuina. È una statuina abbastanza particolare, anche ambigua. È sicuramente una statuina femminile, vedete, abbastanza abbondante, un solo seno, e quel viso che riporta alla faccina del Prolagus, come se a un certo punto ci sia stata una relazione, quasi una sorta di contaminazione tra quella che era l'antropomorfismo, cioè la forma della donna, che in questo caso riproponeva probabilmente, così è nota questa Venere di Macomer, una sorta di Dea Madre Antelitteram, no? Che riproponeva però questa faccina, insomma, di questo animaletto. Introducendo il culto della Grande Madre, io volevo proporvela in questo modo. Questa è la ricostruzione di una delle tombe ipogeiche di Cucuris Arrius. Dicevo prima, siamo nel Sinis di Cabra, siamo proprio sulla laguna. Pensate che la costruzione di una diga foranea, uno scolmatore, ha fatto sì che purtroppo tutto quello che voi state vedendo non esiste più. Non esiste più perché il livello dell'acqua è salito, logicamente, e ha cancellato questi resti. Però le immagini ci ripropongono sia il luogo e sia il rito. Pensate, un pozzetto che discende, un ventre di roccia che ripropone quasi le sembianze di un grembo materno, all'interno questo defunto, deposto in posizione rannicchiata sul fianco sinistro su un letto di ocra rossa, di polvere quasi rossa, che ricopriva anche il suo corpo, quindi il colore del sangue, il colore della vita, il colore della rigenerazione. Insieme una serie di oggetti che erano funzionali al suo viaggio, un kit di viaggio. Avete visto dei piatti con delle conchiglie, quasi dovesse lui cibarsi in questo viaggio straordinario e silenzioso, ma la cosa più eccezionale è che in una mano stringeva un mazzo di frecce, nell'altra mano stringeva lei. Si è detto tanto di questa statuina. C'è un'ipotesi che dice che forse, ma dai, perché dobbiamo parlare di una divinità materna? Perché in realtà quest'uomo sta portando a fianco al suo cuore la cosa più cara che di fatto ha, cioè quell'elemento che domani dovrà condurlo ad una nuova vita. Dopotutto, i suoi l'hanno inserita all'interno di un ventre, proprio nel luogo in cui fondamentalmente batteva forte il cuore e le vene di questa grande divinità. La vediamo così, ieratica, severa, oseremo dire, austera, sembra quasi una delle madri di Grazia Deledda, no? Lei che guarda in una posizione, in un modo abbastanza curioso, però allo stesso tempo manifesta tutta la sua forza, tutta la sua generosità. E in qualche caso, come questa di Perfugas, addirittura in braccio aveva un bambino. È caro questo motivo ai sardi nel tempo. Ce ne abbiamo un'altra in bronzo dell'età nuragica, ma qui stiamo parlando di 7.000 anni fa. 7.000 anni fa, siamo nel Neolitico medio, e i sardi avevano già maturato tutto questo. Bene, andando avanti, cominciamo a confrontarci col fenomeno che esplode da Cucuris Arrius in poi
e che prende il nome di ipogeismo funerario. Sono delle grotticelle ad uso sepolcrale che i sardi hanno voluto chiamare Domus Deianas. Che cosa sono le Domus Deianas? E soprattutto, chi sono le Ianas? Sono queste splendide fatine, piccolissime, che vivono di notte. Tessono la vita degli uomini su un telaio d'oro. Nessuno le deve disturbare, nessuno le può disturbare, perché se questo filo si interrompe, se questo filo si spezza, la vita degli uomini viene a mancare. Questo è il significato che la tradizione, i sardi, hanno voluto identificare in questi capolavori. Sono un mix di capolavoro naturale e di arte, perché pensate, queste sono figlie dell'età della pietra, ancora. Queste sono realizzate con dei picconi di pietra, colpo su colpo, sulle rocce più diverse dell'isola e che caratterizzano l'isola, dai calcarei teneri, ai tuffi, alle trachiti, fino ai durissimi porfidi, come quelli che state vedendo ora. Siamo in Ogliastra, siamo in un luogo in cui la roccia caratterizza in maniera potentissima il paesaggio, eppure anche qui, in queste creste di porfido che si gettano sul golfo di Orosei, a poca distanza insomma da Santa Maria Navarrese, quegli uomini hanno voluto lasciare il loro segno, hanno frequentato quelle aree e hanno lasciato e reso immortale le spoglie di coloro che vi sono stati sepolti. Nascono come cellette monocellulari, si sviluppano poi, non basta questo. I sardi maturano in quel momento, stiamo parlando di 6.000 anni fa, una cultura dell'ipogeismo veramente incredibile. Realizzeranno delle vere e proprie basiliche ipogeiche. Pensate che ne abbiamo censito 3.400, uno dei più grandi fenomeni di ipogeismo a livello mediterraneo. Oggi, tra l'altro, all'attenzione della comunità internazionale, perché c'è un progetto che vorrebbe riconoscerle come patrimonio dell'umanità, ed è giusto citarla. A fianco a questo fenomeno, che non è soltanto un fenomeno sepolcrale, tout court, è un fenomeno diverso. Cosa vanno a cercare? Perché tutta questa fatica, questo scalpellare, questo picchiettio? Pensate che ad Alghero ce n'è una, nella necropoli di Angheluruiu, dove è stato trovato un individuo sepolto con i suoi arnesi di lavoro. Centinaia di piccozze e di picconi di pietra, come se avessero voluto elevare, no? Riconoscere un Michelangelo sardo, un Bernini sardo, cioè un artista dalla capacità eccezionale che ha contribuito a conoscere questo fenomeno. Andavano a cercare lei, la vediamo riproposta qui. Questa è una statua in alabastro alta circa 38 centimetri, uno dei più grandi capolavori dell'arte planetaria, oseremo dire, no? Sembrerebbe appartenente alla storia dell'arte contemporanea, ci ricorda Nivola, che invece si è nutrito di questi segni, li ha fatti propri e li ha restituiti al mondo, un altro grande testimone della civiltà dei sardi portata oltre mare e oltre oceano. A fianco al culto della Grande Madre, però, avviene qualcosa. La Sardegna è lì, al centro del Mediterraneo, affacciata a occidente, ma sempre con uno sguardo privilegiato a oriente. E allora questi traffici, questi movimenti da nord a sud, da est a ovest e viceversa, questo incontro di genti che parlavano lingue diverse, che vestivano in maniera diversa, che avevano forse anche caratteristiche somatiche diverse, portavano un unico verbo. E il verbo è quello del cosiddetto megalitismo. In particolare i testimonial principali di tutto questo sono i menhir, le pietre fitte, in sardo perdas fitas. Le troviamo in tutto il continente europeo, dalle coste atlantiche della Spagna, della Francia, del Portogallo, delle isole britanniche, fino addirittura
no? Al martoriato Mar Nero di oggi, ma anche addirittura nel Medio Oriente, in Nord Africa. Ecco che quindi questi popoli, queste genti parlavano invece, forse con un linguaggio diverso, o meglio con un idioma diverso, la stessa lingua. Che cosa sono i menhir? Tanti dubbi, tante ipotesi, tanti punti interrogativi. A me piace ricordare sempre una frase bellissima di Giulio Cesare nel suo De Bello Gallico, nelle guerre galliche, quando a un certo punto dice: sono dei culti solari e i depositari di questa religione sono i druidi, questi sacerdoti, queste sorte di sciamani del tempo, che creavano la relazione tra quella che era il Sole, probabilmente una delle più grandi attenzioni e attrattori di attenzioni del mondo antico, e quella che è la Terra, che doveva essere riscaldata per poter fecondare. Questa è la bellezza straordinaria di tutto questo. Magari poi i romani distruggeranno la cultura che i druidi possedevano, ma quelle genti non la dimenticheranno mai. Pensate che ancora nel Settecento in Bretagna e nella Bassa Inghilterra, nel Devon, ci sono dei menhir che presentano incisa la croce. Perché? Perché ci furono addirittura delle azioni violentissime nei confronti dei popoli che andavano lì, quel giorno del solstizio d'estate, che coincide insomma con il giorno di San Giovanni, oggi nostro, dove loro andavano lì, accendevano i fuochi e creavano quella situazione di conservazione culturale che stava nel loro intimo. Come noi, probabile. Abbiamo un sito in Sardegna, bellissimo, dove a un certo punto cominciamo a notare che le due culture, cioè quella dell'ipogeismo, quello del scavare, del costruire scavando, comincia a mescolarsi con quelle che sono invece le leggi elementari del costruire, del sovrapporre utilizzando grosse pietre. E allora cosa succede? Succede che a Goni, e siamo nel Gerrei, in una delle aree più isolate, insomma, di una Sardegna oggi sempre più isolata, dove a un certo punto queste due cose convivono. Anzi, oseremo dire che queste due culture si fondono. La regione è Prano Muteddu, la località, vi ho detto, è Goni. Qui cosa avviene? Siamo ancora alla fine del Neolitico, siamo intorno ai 3600-3800 anni prima di Cristo, all'interno di questi straordinari circoli megalitici, preceduti, vedete, dalla magnificenza dei menhir. Un grosso blocco di roccia contiene una cella sepolcrale di uso funerario, come se a un certo punto queste due culture trovassero in quel luogo un momento di congiunzione e da lì nascesse fondamentalmente un'idea nuova, perché da quel momento il megalitismo trionferà su quella che invece è la civiltà ipogeica. Assieme ai menhir arriva un altro monumento. Diciamo che le due cose vanno insieme spesso, e questi sono i dolmen. Anche questi arrivano dall'esterno. Il professor Enrico Azzeni, grande maestro e soprattutto scopritore della statuaria preistorica di Laconi, tanto per citarlo, mi pare giusto, riteneva che forse tutto questo era un culto orientale. Non gli andava del tutto giù questa cultura occidentale che si sposta dall'Atlantico verso Oriente, mentre invece tutta la cultura anatolica, ecco, a noi questo in questo momento interessa poco, non è questa la sede. A noi interessa come loro invece andassero a sfidare leggi elementari della fisica. Lo sforzo che profonda opere di questo tipo, dove a un certo punto il sovrapporre non è un esercizio così, tanto per farlo, è un equilibrio, è un gioco di incontro, di forze, ma è anche una restituzione di organizzazione sociale. Quanta gente ci vuole per spostare blocchi che pesano tonnellate? E come avranno fatto 6.000 anni fa a fare tutto questo? Uno di questi è certamente il dolmen a corridoio di Cortenoa. Siamo a Laconi, da una cella singola, elementare, si aggiungono delle lastre a terra e si creano dei veri e propri corridoi. Qui nel 1900
81 iniziano degli scavi fortunatissimi che restituiscono un corredo di circa 2800 anni prima di Cristo. La cultura è quella di Filigosa. È il momento, insomma, iniziale in Sardegna dell'età del rame. Tra i documenti archeologici ritrovati, uno su tutti, presento qui, è veramente incredibile. È una punta di freccia lunga 9 centimetri. Qualcuno dice, vuoi vedere che forse non è una punta di freccia, ma è la punta di un pugnale, di quella che in Sardegna magari non abbiamo, che è testimoniata appunto dalle lame di rame in quel momento, e invece i sardi, che hanno maturato una capacità straordinaria di lavorazione, soprattutto dell'ossidiana, di quell'oro nero che ha riempito di oggetti tutto il Mediterraneo occidentale, lavorano una roccia durissima come l'ossidiana e vetrosa, difficile da lavorare, per costruire un capolavoro di questo tipo. 2400 stacchi. In poche parole, l'artista che ha lavorato questa punta di freccia, possiamo definirlo insomma, uno dei massimi e dei sommi artisti della sua epoca. Andando avanti, le Domus Deianas però continuano ad essere frequentate, nonostante il megalitismo pian piano prenda piede, prenda corpo, e allora in queste Domus Deianas cominciamo a notare delle nuove elaborazioni, dei nuovi simboli, delle rappresentazioni antropomorfiche in questo caso, omini a testa in giù. Siamo a Sasconcas, siamo a Oniferi, anche qui a qualche chilometro da Nuoro, nella piena Barbagia del Dore Orotelli. E vediamo che queste omini a un certo punto cominciano ad essere tanti, uno a fianco all'altro, come se a un certo punto fossero delle vere e proprie processioni. La cosa che cambia qui a Oniferi è che agli omini in testa in giù definiti vediamo anche queste sorte di figure a tridente, oseremo dire, dove la testa rimane tale, vedete, il cerchio è perfetto come quello dell'antropomorfo, ma sembrerebbe quasi che queste figurine avessero perso le gambe. E allora è bellissimo immaginare che probabilmente stiamo parlando di anime, stiamo parlando ormai di figure che hanno perso i loro connotati, no, fisici, e di fatto stanno volando verso la terra, verso la madre. È una lettura che vediamo però trasportata e riportata anche nei menhir. Queste sono le statue menhir di Laconi, e nella parte centro-superiore dello spartito decorativo delle statue notiamo questa figura. La figura talvolta riporta fedelmente quella che avete visto prima, altre volte invece comincia ad assumere caratteri diversi, cioè cambiano le scuole, cambiano le maestranze, cambiano logicamente gli artisti e di conseguenza il risultato non può che essere diverso. Ma le somiglianze sono talmente tante e talmente tali che la relazione tra le incisioni rupestri, della grotticella di Sasconcas vengano riproposte in maniera ammirabile appunto nelle statue menhir di Laconi. Tornando al discorso di questa religione prepotente, cioè di questo culto materno che i sardi continuano a perpetrare, uno degli elementi artistici più belli e più ripetuti all'interno delle Domus Deianas sono le false porte. Qui stiamo cominciando a osservare come l'evoluzione costruttiva delle domus stesse diventi di fatto straordinariamente monumentale. Stiamo cominciando a cogliere elementi che non avevamo, pilastri per esempio, tetti, soffitti riproposti, ma soprattutto, come avevo detto prima, questa sorta di cornice quadrangolare che di fatto realizza una falsa porta. Che cos'è la falsa porta? È il punto in cui in realtà la materia non può attraversare, ma l'anima sì. Questo è un altro elemento fortissimo della religione dei sardi. Cioè, in poche parole, il corpo del defunto rimarrà lì deposto. Oltre quella porta, i sardi immaginavano che la grande madre fosse lì, amorevole,
pronta a riprendersi queste spoglie mortali per poter ridare nuova vita. I sardi di qualche secolo fa, non conoscendo tutto questo, vanno invece a provare a ricercare il tesoro che sta oltre quella porta. Le avete viste forate, no? Lì stava forse il telaio d'oro di cui loro sono assolutamente custodi invece di quella tradizione. E allora ecco che quel foro ci racconta. E qua stiamo entrando invece, la vedete lì sullo sfondo la falsa porta, ma quelle che state vedendo sono l'introduzione dei veri e propri capolavori. E questa probabilmente Sincantu non è un nome che il popolo ha dato in maniera così casuale a questa realizzazione, una vera e propria basilica ipogeica. Qui ci sono tutti i caratteri che l'architettura dovrebbe svelarci. Una bella casa a pianta rettangolare con un tetto a doppio spiovente, al centro il focolare. Le false porte sono, vedete, distribuite negli spazi, così come la copertura è colorata, no? In questo gioco tra nero e rosso. E sopra le porte, che sono straordinariamente moderne, no? La decorazione delle protomi bovine. E qua introduciamo un altro culto, ne parleremo fra poco, ma anche la falsa porta verrà mutuata dalle Domus de Janas e messa invece lì, in rilievo, nella statuaria preistorica sarda. In particolare questa viene da Halle, vedete che la falsa porta è scontornata al centro del ventre e l'eccezionalità è che in questo ventre c'è un seme, c'è una vita. Guardate che il messaggio che i sardi ci stanno mandando con queste immagini sono veramente pazzesche, cioè c'è un culto della vita, c'è un'esplosione incredibile verso quella che fondamentalmente è ciò che lega loro maggiormente alla terra. Bene, in questa carrellata ne vediamo una serie, vengono da Samugheo, vengono da Allai, vengono da Villa Sant'Antonio e sono il corpus statuario del Menhir Museum di Laconi. È chiaro che questa figura femminile, questa grande madre femminile che possiamo identificare come la grande madre terra, ha avuto sempre nel tempo bisogno di un partner che la rendesse fertile, che da questa unione potesse nascere una nuova vita. Ci sono momenti diversi, abbiamo detto prima che il sole poteva essere uno di questi. In un certo momento però, tra la fine del Neolitico e l'inizio dell'età del rame, siamo intorno ai 3400-3200 anni prima di Cristo, le Domus Deianas si arricchiscono di questi elementi. Sono delle protomi tauline, delle teste di toro, oppure a volte solo ed esclusivamente dei corniformi, delle corna riproposte. Ce ne sono di vari tipi, vedete, talvolta sono tenuti in rilievo, altre volte li avete visti colorati, altre volte ancora le vedremo incise, ma la cosa eccezionale è la ripetitività, è la costanza nella presenza. È come se a un certo punto la figura, diciamo, del toro potesse in un certo senso, come quasi elemento apotropaico, essere messo lì per evitare che gli spiriti maligni potessero in qualche modo disturbare il sonno del defunto. In quel momento, nel momento del passaggio, nel momento della ripresa, diciamo, di questa sua vita da parte della grande madre, nessun elemento negativo doveva essere presente all'interno della tomba stessa. Ed eccole quindi queste protomi taurine che fondamentalmente vanno ad arricchire il tutto. Ma nel megalitismo come si compie tutto questo? Perché abbiamo visto tutta una serie di segni mutuati fino a quando a un certo punto uno scavo archeologico, una ricerca archeologica, non è uno scavo, è una ricerca di superficie, siamo a una quindicina di chilometri da Laconi, siamo a Ruinas e il professore Enrico Azzeni ritrova questa statua di circa 2,70 m di altezza e un menhir liscio, apparentemente aniconico, perché la prima parte che viene trovato spezzato, non presenta decorazioni, neanche l'altra parte superiore alcuna, se non il fatto che nel viso ha una maschera, e la maschera è una maschera cornuta. Vedete le protomi appena accennate, perché logicamente si sono rotte. Nicola le ha volute riproporre per avere noi un quadro
eccezionale, siamo intorno ai 2600 anni prima di Cristo e pensate che cosa sta succedendo. Cioè, in poche parole, quella figura totemica ripropone quello che poteva essere invece un culto che loro vanno a perpetrare. Ed ecco che tutto ciò ci porta all'interno della grande civiltà nuragica, dove gli elmi cornuti noi ce li abbiamo nelle figurine in bronzo, ce li abbiamo nella statuaria litica. Abbiamo visto prima la testa dell'arciere di Monteprama che ripropone lo stesso motivo, cioè è un qualcosa che accomuna un motivo religioso da un certo punto di vista e dall'altra invece un'identificazione, cioè gli arcieri del mondo nuragico presentavano un elmo cornuto, un elmo crestato ed era un elemento distintivo. Eccolo qui, l'abbiamo citato poco fa, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua straordinarietà, in tutto il suo mistero, no? Ed eccolo qui l'elmo di cui parlavamo prima, probabilmente addirittura nella parte inferiore. Queste immagini che stiamo vedendo possono forse darci un altro suggerimento. C'è un'ipotesi su quella faccia delle statue di Monteprama, con questi occhi fissi, con due cerchi concentrici, il nasino a pilastrino, no? Tenuto in vita da due linee parallele che stanno ad indicare le narici e una bocca troppo piccolina per essere vera. Questo ci suggerisce che non è da escludere che le nostre statue di Monteprama portassero una maschera, perché stanno rappresentando in quel momento forse un momento del gioco, un momento dello scontro, un momento di iniziazione, un momento di passaggio tra quella che è l'adolescenza e quella che è stata e che sarà invece la vita da adulti. Sono queste le caratteristiche, per esempio, che ritroviamo prevalentemente nelle statue di Monteprama e che ci danno una lettura di come in realtà la maschera sia straordinariamente inserita nella civiltà dei Sardi fino ai nostri giorni. I Sardi non hanno dimenticato mai, hanno custodito tutto, hanno conservato e oggi nei nostri carnevali notiamo le stesse cose, come se a un certo punto anche il culto del rappresentare un qualcosa che, come vedete da queste immagini incredibili, non fosse mai morto, no? Proprio questi giorni passati parlavamo di sardistas. Sardistas è un termine bellissimo, è un termine romano che sta ad indicare la sardità. La sardità non è un concetto, non è un termine, è un qualcosa di molto più profondo. È quel qualcosa che deve fare in modo che le nostre radici, la nostra storia, il nostro mondo non vada disperso. Però, come ci racconta questa bellissima immagine, che possiamo definirla anche conclusiva, c'è un mammutone che sta passando un testimone clamoroso al suo figlio, al suo bambino, come se a un certo punto le dicesse: questo è tuo, da questo momento in poi raccontala tu. Grazie. Nicoletta Camedda. Buonasera a tutti. Non è facile parlare dopo un lungo applauso come quello che ha ricevuto Giorgio. Io innanzitutto vorrei ringraziare ovviamente coloro che ci ospitano, voi che siete qua, e in particolar modo ci tengo a ringraziare
il presidente del Fasi per le bellissime parole che ha avuto nei confronti di me, di Ilaria, la mia collega. Ovviamente la cosa è ricambiata, ormai questo lungo percorso ci ha portato veramente a far parte di una grande famiglia. Ora parleremo del Parco Archeologico e Naturale della Penisola del Sinis. Innanzitutto spieghiamo anche il perché abbiamo scelto questo titolo. Parco Archeologico e Naturale perché il territorio di cui noi andremo a parlare ora è estremamente ricco di risorse e sono proprio queste risorse che hanno fatto sì che questo spazio si presenti ricco di siti archeologici. Prima di addentrarci all'interno di quelle che sono le risorse, le caratteristiche, le testimonianze archeologiche, cerchiamo di capire dove ci troviamo, esattamente il punto in cui siamo collocati. Noi ci troviamo, come vedete, al centro della costa occidentale sarda, dove c'è quel puntino rosso, e nell'ingrandimento vedete esattamente quella che è la penisola del Sinis. Questo territorio è racchiuso tra il Golfo di Oristano, che vedete nella parte più a sud sulla destra, il Mar Mediterraneo, e a nord invece abbiamo un limite naturale che sono le pendici del Montiferru. È un territorio estremamente ricco e quella macchia bianca che vedete lì che si trova in mezzo non è un qualcosa creato artificialmente, ma è proprio una salina che si trova quasi al limite di questa penisola. Iniziamo a vedere quali sono queste risorse di cui abbiamo appena accennato. Qua vediamo un'immagine che ci mostra lo stagno di Cabras, che avete visto al centro della diapositiva precedente, e il paese di Cabras sullo sfondo. Lo stagno di Cabras è una risorsa importantissima per il nostro paese. Tuttora Cabras è conosciuta per la botarga, l'oro di Cabras, che proviene proprio dai muggini che vengono pescati all'interno di questo spazio lagunare. Ma non si parla spesso invece di quelle che sono le risorse naturali che caratterizzano questa zona. Noi abbiamo scelto questa immagine perché? Perché vedete che c'è tantissima vegetazione sulle coste di questa laguna. Questa vegetazione è da sempre stata preziosa, ma fino a qualche decennio fa, perché veniva utilizzata per la realizzazione di imbarcazioni, utilizzate proprio per la pesca lagunare, per la realizzazione di strutture e per la realizzazione di cestini, dunque di strumenti utilizzati nel quotidiano. E come vedete Cabras si affaccia proprio sulle sponde dello stagno, e questo è un qualcosa di meraviglioso, perché come vedremo i siti di epoca preistorica che noi conosciamo trovavano la stessa collocazione. Proseguendo, qua abbiamo invece un'immagine dall'alto che ci mostra uno scorcio della penisola del Sinis con in primo piano il villaggio di San Salvatore, di cui parleremo più tardi. Però questa immagine è importante per diversi motivi. Ci mostra un'altra particolarità: questo territorio è pianeggiante. Dunque anche se noi parleremo dopo di Monte Prama, Monte della Palma, in realtà monti non ce ne sono. L'altezza massima è di 100 metri sul livello del mare, dunque parliamo veramente di altezze irrisorie, forse proprio perché non siamo abituati a vedere dei monti, come invece in questo territorio utilizziamo un po' a sproposito questa parola. Però questo è molto importante perché più un territorio è pianeggiante, più attività come allevamento e agricoltura sono agevolate, e questo lo sappiamo noi ora come lo sapevano le genti del passato. Oltretutto sullo sfondo vedete quella che è la parte più a sud che abbiamo visto prima nell'inquadramento territoriale, che è il Capo San Marco. Abbiamo detto che uno dei limiti è il Golfo di Oristano e l'altro è il Mar Mediterraneo. C'è una differenza importante tra questi due spazi. Il Golfo di Oristano è protetto dai venti e offre un approdo 365 giorni all'anno. La parte invece che si affaccia sul Mar Mediterraneo ovviamente no, soprattutto col vento di maestrale che nel nostro territorio soffia molto forte. Avere un punto d'approdo al centro della costa occidentale sarda ovviamente è importantissimo, perché consentiva una sosta in qualsiasi momento dell'anno ci si spostasse nel Mediterraneo. L'ultima immagine che vediamo riguarda le nostre risorse, vedete qua il Montiferru, che è dunque il limite nord di cui abbiamo parlato prima. Il nome stesso vi richiama la risorsa che in questo spazio era facilmente reperibile, e giù vediamo un'immagine invece ingrandita di quella che è la salina che abbiamo visto prima dall'alto, dunque il sale, fondamentale per la conservazione dei cibi quando non c'erano i frigoriferi, il grande elettrodomestico che noi adoperiamo tantissimo adesso, e ovviamente il ferro, dunque i metalli che si trovavano sempre molto vicini. Mettiamo insieme tutte queste risorse di cui abbiamo parlato e ci rendiamo conto che questo spazio è ottimale per lo sviluppo della vita. E iniziamo il nostro percorso archeologico, dunque iniziamo a parlare di siti archeologici.
Cucurizarius l'avete già sentito nominare da Giorgio, è uno appunto dei nostri siti di epoca preistorica. Parliamo del 4008 a.C., siamo nel Neolitico Medio, e qua vedete però due siti segnati che sono Conchelonis e Cucurizarius. Entrambi sono dei siti che ci mostrano questa fase così antica. La differenza tra i due, ci tengo anche a precisare che noi conosciamo altre testimonianze intorno a questo spazio lagunare, ma questi due sono i siti che noi conosciamo meglio. La differenza tra questi due è che Conchelonis non è stato scavato, dunque noi lo conosciamo perché sul suo terreno sono stati ritrovati tantissimi materiali che ci parlano appunto di questa fase di occupazione. Cucurizarius invece è stato scavato, è stato uno scavo d'emergenza, purtroppo, perché è stato realizzato un canale per mettere in collegamento lo stagno di Cabras col Golfo di Oristano, però durante questi lavori è emersa una situazione eccezionale. Qua abbiamo scelto alcuni dei pezzi più rappresentativi di epoca preistorica. Quelli in basso ci mostrano delle figure umane, mentre quello che vedete in alto è una testimonianza grandiosa, perché vedete che c'è un intreccio impresso sul suo fondo. Noi ovviamente con le condizioni che abbiamo nel nostro territorio non troveremo mai fibre vegetali o comunque quelli che sono i resti dell'utilizzo dei materiali vegetali di cui abbiamo parlato prima. Trovarli impressi sul fondo di una spiana ci testimonia l'uso. Dunque quell'intreccio che mia nonna faceva fino a 50 anni fa, lo ritroviamo su una spiana del 4000 a.C. L'aspetto più interessante, o meglio che ha restituito maggiori novità riguardo all'epoca preistorica per quanto riguarda sempre il sito di Cucurizarius, è il ritrovamento della sua necropoli. Ne ha parlato prima Giorgio, dunque queste sepolture realizzate come delle grotticelle artificiali a cui si accedeva attraverso un pozzo, dove il defunto è posato sul fianco sinistro, rannicchiato, e stringeva tra le mani e davanti al viso la statuina della Dea Madre, un richiamo diretto a quello che era comunque la credenza in qualcosa che andava oltre la vita terrena. E intorno c'è il corredo funebre. Questo è eccezionale, il corredo funebre spesso noi lo ricordiamo, lo ricolleghiamo alla bellezza degli oggetti, in realtà dobbiamo guardare quello che ci racconta il corredo funebre. Cosa ci racconta? Dei piatti con resti di pasto. Dunque ci parla della loro alimentazione, gusci di molluschi, degli strumenti utilizzati nel quotidiano. Questi strumenti ci raccontano delle attività di caccia e di pesca che questi individui svolgevano quotidianamente, e dei gioielli, dunque degli elementi personali appartenenti a quella che erano dei gusti, delle mode o magari anche uno status. Arriviamo adesso alla fase successiva, dunque Cucurizarius è interessante, ci torneremo anche dopo perché oltre alla fase preistorica alla fase nuragica, dunque continua la sua vita fino all'epoca romana. L'epoca nuragica è la fase più rappresentativa della Sardegna. Quando si parla di Sardegna e si pensa alla sua archeologia, al suo passato, ovviamente la prima cosa che viene in mente è questo, la distingue. Noi parliamo di epoca nuragica dal 1007 a.C. circa, ma non immaginiamoci che nel 1007 si inizia all'improvviso a costruire i nuraghi. C'è tutto un percorso che progressivamente porta alla metà del secondo millennio a.C. alla realizzazione di queste strutture che nascono come torri singole, si sviluppano poi con più torri piccole intorno, come l'esempio del nuraghe Losa che vedete qua. Un nuraghe trilobato, dunque con 3 torri che circondano il mastio, la torre principale. Io ho usato il nuraghe Losa che non si trova nella penisola del Sinis, è qualche chilometro più a nord-est rispetto al nostro territorio. Perché? Perché nella penisola del Sinis noi attualmente conosciamo la presenza di 152 siti di epoca nuragica, più o meno 80 nuraghi, dunque un territorio che è densamente popolato come vedete dalla mappa, però allo stato attuale non abbiamo ancora un nuraghe indagato e scavato e messo in luce. L'obiettivo è quello, con la fondazione, insomma, di iniziare lo scavo in uno dei maggiori nuraghe che conosciamo, che è il nuraghe Cannevadusu. E qua vedete nelle prime 2 foto sulla destra quello che è come si presentano i nuraghi nel nostro territorio ora. Questo è il motivo per cui ho utilizzato nuraghe Losa, ma anche lo stato in cui queste strutture si ritrovano, dunque ricoperte di terra e poi col tempo e con tanta pazienza vengono rimesse in luce. Vedete poi al centro invece un'immagine del Tempio Apostoli di Cucurizarius. Queste sono 4 immagini che vi mostrano
le presenze nel nostro territorio, ma anche i pochi siti di epoca nuragica che sono stati scavati nella penisola di Insilis, che attualmente sono 4. Uno è proprio il Tempio Apposto di Cucurisarius, quello al centro, dunque una struttura dedicata al culto delle acque. L'acqua è elemento vitale, è essenza di vita, senza quella non si può coltivare, non si può vivere, e questo le persone antiche lo conoscevano bene come lo sappiamo noi ora. Mentre in basso vedete l'immagine di un sito nuragico interessantissimo che si trova in prossimità di Tarros, di cui parleremo dopo. Questo è l'insediamento nuragico di Murumannu. Murumannu è un sito veramente importante. Innanzitutto è un insediamento del 1500 a.C. circa, e noi abbiamo poche testimonianze anche scavate di questa fase nel nostro territorio. Ha un'evoluzione all'interno di quelle che sono le sue strutture, dunque strutture che sono dette monocellulari, capanne singole che progressivamente vengono unite e diventano ambienti pluricellulari, ma ha restituito, come potete vedere dell'ingrandimento, dei materiali estremamente interessanti, materiali che arrivano, non vengono realizzati in Sardegna, non vengono realizzati nella penisola del Sinis, ma arrivano dalla Grecia, dall'attuale Grecia. Parliamo di ceramica micenea, ceramica cipriota, che arriva in questo territorio. Cosa ci racconta questa ceramica? I contatti. La popolazione nuragica era aperta ai contatti con quelle popolazioni che si spostavano nel Mediterraneo, e questo ovviamente inizia a segnare un lungo passaggio che porta anche a dei cambiamenti interni, come capita a noi stessi. L'influenza con le altre culture progressivamente cambia quella che è la cultura interna più stretta, ed è un percorso che inizia sulla base di questi materiali intorno al 1350 circa. Un altro sito estremamente interessante, che non si trova esattamente all'interno della penisola del Sinis, ma è leggermente più a est, ma sempre nel territorio di Cabras, è il sito di Saosa. Saosa è stato scavato anche qua, come vedete sta su una rotonda, dunque è sempre uno scavo di emergenza, che ha restituito dei pozzi realizzati in epoca nuragica e utilizzati come silos, dunque per la conservazione dei cibi. Ma l'aspetto meraviglioso, come vedete nelle altre foto, è che grazie allo stato di umidità i semi di questi cibi si sono conservati. Queste sono informazioni utilissime, raramente noi riusciamo a trovare materiali così preziosi negli scavi archeologici. Dunque Saosa è interessantissimo perché ci racconta la presenza del melone, che vedete al centro, un melone diverso da quello che abbiamo adesso, però è ovviamente un dato interessantissimo, uno dei più antichi a livello europeo come ritrovamento. Abbiamo poi sulla destra i vinaccioli, semi di vite, dunque anche con un'evoluzione all'interno della stessa produzione, dall'uva selvatica si passa a quella coltivata, e questa è appunto la preziosità di questo scavo. Arriviamo poi a Monteprama. Questo è ovviamente il sito più famoso, maggiormente conosciuto. La nostra fondazione prende il nome appunto anche da questo grande ritrovamento. Questa è un'immagine del 79. Monteprama inizia ad essere scavato nel 1975, dopo un ritrovamento casuale del 74 che riporta in luce frammenti scultori, e lì l'attenzione ovviamente cade direttamente su questo sito. Quando si inizia a scavare Monteprama, in realtà gli archeologi rimasero un po' sorpresi. Perché? Perché la presenza di sculture aveva fatto presupporre la presenza di un tempio. In realtà poi lo scavo mise in luce una necropoli, dunque un'area di sepoltura. Un'area di sepoltura che tuttora è in corso di scavo, è stata scavata fino al 79, perché si pensava di aver messo tutto in luce nel 2014, poi gli scavi invece riprendono e sono tuttora in corsa. Come è stato detto nella premessa, l'ultima campagna di scavo si concluderà dopo un lungo anno, il mese prossimo, e ogni campagna di scavo restituisce delle informazioni importantissime. Cosa sappiamo noi di Monteprama? Qua vedete una foto dall'alto, una ricostruzione della sepoltura, un'immagine anche della sepoltura. Sappiamo che è una necropoli che ha una lunga storia. Attualmente, dagli ultimi dati di scavo, sono state ritrovate circa 200 sepolture. 200 sepolture che però vanno dal 1050 al 750 a.C. circa, dunque un arco cronologico molto ampio. Cosa vuol dire? Non tutte le persone venivano sepolte in questi spazi, ma solo alcuni avevano probabilmente questo privilegio. Abbiamo sepolture a pozzetto semplice che voi vedete nella parte più bassa del sito, che sono chiamate così perché sono sempre sepolture circolari, verticali, ma che non mostrano la lastra di copertura, che invece ci consente di distinguere
quella che invece è questo allineamento, che dà direttamente su una sorta di viale scavato nel bancone roccioso. Le sepolture più antiche sono quelle semplici. Le più recenti invece sono quelle che si racchiudono nella prima età del ferro, sulla base dei dati attuali. Come abbiamo detto, gli scavi sono in corso, dunque vediamo insomma cosa ci diranno, e sono più o meno racchiuse tra il 950 e il 750 a.C. La differenza tra le due è che almeno noi chiamiamo quelle dell'allineamento sepolture monumentali, perché presumibilmente questo è il momento in cui la necropoli di Montebrama assume un aspetto diverso, nel momento in cui vengono create le sculture, è il momento in cui si passa da quella che è una necropoli importante con questi pozzetti distribuiti quasi in modo casuale a un allineamento, dunque a una necropoli che è strutturata, pensata e realizzata, e ovviamente decorata con la presenza delle sculture, che non sono state però trovate pezzi attaccati e posizionate in un modo facilmente leggibile, ma come vedete la situazione era questa. Queste sculture erano accatastate all'interno di uno spesso strato e pazientemente i restauratori tra il 2007 e il 2011 hanno rimesso in piedi circa 3.000 dei 5.178 frammenti recuperati nelle campagne di scavo degli anni 70 per restituirci questo. Noi adesso sappiamo che i guerrieri, i giganti, come ci piace chiamarli, a noi è un nome che si lega a quella che è la loro storia, la loro grande scoperta, la grande sorpresa del momento in cui furono ritrovati, sono più o meno 40, ma insieme a loro vedremo 30 modelli di nuraghe, vedremo i bettili, dunque un complesso sculturale che è unico per il numero di sculture ritrovate in un unico sito, ma è unico anche per il momento in cui è stato realizzato, perché questa è una delle rappresentazioni monumentali dalle sembianze umane più antiche del Mediterraneo occidentale. Questo è il famoso pugilatore, è la figura maggiormente rappresentata all'interno di questo complesso scultoreo, è chiamato così, innanzitutto una figura che come vedete non ha armatura, ha un gonnellino che termina a punta nella parte retrostante, ha un grosso scudo che mantiene sulla testa e un guanto armato. Questo è il motivo per cui è chiamato pugilatore, dunque non immaginiamoci un pugile come il nostro, ma era una figura che ovviamente non aveva probabilmente le stesse funzioni. E io metto sempre alcuni particolari di queste sculture perché come vedremo sono estremamente interessanti. Per esempio questo piccolo pezzo sulla destra, che anche se non è molto chiaro, ci mostra una decorazione nella parte esterna dello scudo. Questo è interessante perché queste sculture superano anche i 2 metri d'altezza. Dunque nessuno sarebbe andato a verificare se lì lo scudo fosse stato realizzato in una maniera impeccabile, ma chi li ha commissionati ha voluto questo. Ha voluto che tutto quello che rappresentava il ruolo di questi individui fosse rappresentato nei minimi particolari, anche le parti che non dovevano essere viste. Qua ho messo un'immagine di un pugnale a stagamata che non è stato ritrovato sul sito di Montebrama, ma è interessante perché mentre prima si parlava di pugilatore supponendo che nella sua mano ci fosse un tirapugni, attualmente è emersa una nuova ipotesi secondo cui non si tratta di un tirapugni ma di un pugnaletto con una lama molto corta. Questo perché? Perché se si guarda bene il dettaglio del pugilatore si vede che questa parte armata si trova da questa parte e non qua su, dunque la sua azione doveva essere questa. Qua vediamo l'arciere e questi dettagli figurativi rappresentati aumentano notevolmente dalla sua armatura, i suoi gambali e gli schinieri particolarmente decorati, l'elmo cornuto e crestato, l'arco in posizione di riposo e la mano in posizione di saluto. Questo è fondamentale perché una delle domande che ci viene posta è: ma queste sculture dovevano intimorire chi li osservava? Probabilmente no, ma dovevano sicuramente trasmettere rispetto o anche soggezione nei confronti di chi li osservava, che è un po' la sensazione che restituiscono anche adesso quando si osservano. Dunque chi li ha commissionati è stato molto bravo perché dopo 3.000 anni continuano ancora a far parlare di loro. La figura del guerriero, il guerriero è il meno rappresentato ma ha dei particolari veramente meravigliosi, dalla decorazione sul gonnellino che vi assicuro vista dal vivo sembra veramente che queste frange si possano muovere da un momento all'altro. Abbiamo la decorazione
questa decorazione a spina di pesce che si trova nelle caviglie. Abbiamo il dettaglio dello scudo in alto a destra che ci mostra una tripartizione, dunque ci hanno raccontato come questo scudo veniva realizzato. Una parte esterna, una parte interna che probabilmente conferiva rigidità a questo elemento e una parte ancora più interna tenuta da delle grappette in piombo probabilmente, che noi conosciamo benissimo nella ceramica nuragica. Arriviamo all'ultimo tipo che è il pugilatore del tipo cavalupo, dunque parliamo sempre di un pugilatore, ma come vedete il suo scudo è rotolato intorno al braccio, vi assicuro che questa scultura vista dal vivo è veramente incredibile, sembra quasi che si possa muovere perché per trovare un baricentro la gamba destra è stata posta leggermente in avanti, la parte retrostante dello scudo è cava, sfido chiunque a realizzare una scultura di questo tipo, e la mano destra, la vediamo, è poggiata sempre sullo scudo, dunque come il pugilatore nella fase precedente. Qua abbiamo un esempio perché, come vedete, ogni scultura è accompagnata da un bronzetto, perché iconograficamente, dunque nella loro rappresentazione ovviamente, richiamano queste piccole sculture coeve e precedenti e anche successive a questo complesso scultoreo. Il bronzetto che voi vedete è stato trovato nella necropoli di Cavalupo nel Lazio, dunque non è in una necropoli sarda e questo è fondamentale perché continua a parlarci dei contatti tra le diverse popolazioni del Mediterraneo. Qua ho voluto mettere un'immagine di quello che sta succedendo attualmente nel nostro museo. Siamo in un momento di grandi cambiamenti. Qua vedete una delle sculture del tipo Cavalupo in corso di restauro nel nostro museo. Dunque è un evento eccezionale perché i nostri visitatori hanno la possibilità di vedere direttamente come si svolge il restauro di queste grandi sculture. È ovviamente un momento meraviglioso. Arriviamo ai modelli di nuraghe, dunque rappresentazioni più piccole delle grandi torri di cui abbiamo parlato prima. Il modello di nuraghe però arriva in un momento successivo rispetto alla costruzione e alla realizzazione delle grandi torri, perché c'è un momento intorno al 1200 in cui questi grandi nuraghi non vengono più costruiti. C'è probabilmente un cambiamento dell'assetto sociale, la loro funzione inizia progressivamente a decadere, ma è un momento in cui vediamo poi successivamente la comparsa di sculture che riproducono queste grandi strutture. Cosa vuol dire? Il nuraghe non viene più costruito, ma continua a rappresentare un simbolo per la società nuragica, motivo per cui continuiamo a trovarlo rappresentato. Nel complesso scultore di Montiprama ci parla della forte simbologia di queste immagini, come la stessa anche delle grandi sculture. Ci racconta poi com'erano questi nuraghi. Noi ne abbiamo visto uno prima, mancava completamente della parte superiore di questi ampi terrazzi, ma la presenza del modello di nuraghe e dei cosiddetti mensoloni, dunque gli elementi che reggevano la parte superiore negli scavi, ci consente di dare una ricostruzione di queste grandi torri. L'ultima scultura rappresentata in questo grandissimo complesso scultoreo sono i betili. Dunque queste pietre sacre, queste sculture dalla forma troncoconica, che trovano appunto un posto anche all'interno di questo complesso scultoreo. Cosa ci racconta tutto questo? Ci racconta l'aspetto simbolico di queste sculture. Abbiamo i guerrieri, abbiamo i modelli di nuraghe, abbiamo i betili che sono i simboli sacri. Arriviamo adesso a parlare di una fase successiva, dunque arriviamo a parlare di Tarros. Tarros si affaccia direttamente sul Golfo di Oristano, ma qua vedete un puntino blu. Il puntino blu non è Tarros, il puntino blu è dove è stato trovato l'insediamento di Murrumano di cui abbiamo parlato prima. Dunque Tarros non nasce in un punto isolato, nasce in un punto che in una fase precedente era già occupato da un altro insediamento. Tarros è una città fondata dai cartaginesi nel VII secolo a.C. e qua ne vediamo una bellissima immagine dall'alto. Tarros si posa sulle pendici del colle di San Giovanni e l'immagine a destra è un po' l'immagine più rappresentativa, iconica di questo sito archeologico, queste due colonne che si affacciano direttamente sul mare. Queste due colonne sono delle riproduzioni, sono arrivate negli anni 60 su questo
area di scavo. Il capitello che si trova invece nella parte sommitale è un capitello originale. Era una struttura che aveva originariamente 4 colonne sul fronte, dunque era un tempio tetrastilo di epoca romana, però dunque della fase successiva. I Romani arrivano in Sardegna nel 238 a.C. e come il resto della Sardegna anche Tarlos ovviamente passa sotto questa nuova fase e quello che vediamo è che però Roma attua un cambiamento dell'insediamento progressivo. Qua abbiamo scelto alcune immagini rappresentative sia della fase punica che della fase romana della città. Dunque a destra abbiamo 2 strutture templari. Quella che si trova più al centro è il Tempio delle 6 colonne doriche, che è una struttura eccezionale, in parte scavata nel bancone roccioso, in parte costruita, realizzata nel IV secolo a.C., dunque in epoca punica. Quello che vedete su invece sono alcuni degli elementi che decoravano questa struttura, che essendo in parte scavata nella roccia è stata completamente demolita in epoca romana. Il materiale utilizzato nella sua costruzione è stato utilizzato per riempire quella che era la parte scavata per andare a realizzare una nuova struttura sopra. Invece sulla sinistra vedete un edificio termale, le terme numero 2, che sono chiaramente di epoca romana, realizzate nel II secolo d.C. e sono attualmente quelle che hanno uno stato di conservazione più buono all'interno dell'area archeologica. Qua vedete sull'immagine a destra una torretta che faceva parte delle mura puniche che circondavano la città, allestite e riutilizzate poi anche nelle fasi successive, e sul colle di San Giovanni vedete una torre. Questa arriva in un momento decisamente successivo rispetto a Tarros, parliamo della fine del 1500, e fa parte di quel sistema di protezione e di controllo dell'isola. In Sardegna ce ne sono circa 100 e la torre di San Giovanni in realtà è una delle poche, forse l'unica, fruibile, gestita e visitabile all'interno, e dal suo ampio terrazzo offre veramente una veduta mozzafiato su quella che è la penisola del Sinis. A pochi centinaia di metri da Tarros c'è la chiesa di San Giovanni. Questa è una chiesa paleocristiana, come potete vedere interamente costruita in arenaria, ne abbiamo 2 in Sardegna con questo tipo di costruzione. È una chiesa che ha subito tanti sviluppi nell'arco dalla sua realizzazione ad assumere poi questa forma a croce latina con 2 navate laterali, ed è un gioiello che ovviamente merita anche questo di essere visitato. Arriviamo adesso a San Salvatore. Vi ricordate, ne abbiamo parlato all'inizio quando abbiamo parlato del territorio, quel villaggetto che si trovava isolato quasi al centro del Sinis. San Salvatore è un villaggio novenario. In Sardegna sono diversi villaggi novenari, sono dei piccoli villaggi che si mostrano deserti tutto l'anno, ma che vengono abitati in prossimità delle feste religiose. San Salvatore ovviamente è in prossimità della festa di San Salvatore, che è Gesù Salvatore, che si svolge il primo fine settimana di settembre. È quello che si mostra come un villaggio completamente deserto, cambia completamente durante questi 9 giorni. Durante questi 9 giorni il tempo è scandito da Via Crucis, da momenti religiosi, ma anche da momenti di unione tra la comunità di Cavaras che si trasferisce, quindi i proprietari delle case che si trasferiscono in questo villaggio, e che come si usava fino a qualche anno fa scambiano i dolci, scambiano la vernaccia, che è un vino tipico del nostro territorio, e passano dei momenti insieme, per lo più all'esterno di quelle che sono appunto queste piccole casette. Il villaggio, almeno la traccia che noi abbiamo riguardo alla chiesa, anzi la festa culmina con la Costa degli Scalzi, non so se ne avete mai sentito parlare, è un evento meraviglioso, è una rievocazione storica che riprende il momento in cui i Mori hanno invaso il nostro territorio e la comunità di Cabras, per salvare il proprio simbolo di identità religiosa ma anche culturale, che era la statua di San Salvatore, porta via la statua da Cabras di corsa per custodirla a San Salvatore. Dunque ogni anno centinaia di scalzi devoti ripercorrono questa strada per 7 chilometri.
San Salvatore, noi, ripeto, la chiesa è stata costruita più o meno intorno al 1600, oltretutto di recente è stata restaurata dalla Fondazione Monteprama, è stata anche riaperta al pubblico ed è stato riaperto al pubblico l'ipogeo, questa struttura sotterranea che si trova al di sotto del pavimento e che ci parla di fasi ben precedenti rispetto alla realizzazione della chiesa. Parliamo del IV secolo d.C., momenti in cui questa struttura viene in parte scavata e in parte costruita. Vengono realizzati 5 ambienti che ruotano attorno a un pozzo, dunque ritorna il culto dell'acqua che abbiamo già citato e che vedete persiste anche nelle fasi successive, e le sue pareti vengono decorate con delle immagini. In alcuni casi possiamo parlare di ex voto, dunque di immagini lasciate dai devoti che attraversavano questo spazio, e questo è meraviglioso perché abbiamo anche scritte immagini che ci raccontano la lunga frequentazione di questo spazio fino al 1500. E poi abbiamo immagini invece che ci parlano proprio di devozione. Ercole rappresentato durante la sua prima fatica mentre strozza il leone Nemmeo, il matrimonio tra Marte e Venere in basso, tutte divinità legate alle acque, legate ai culti agricoli, che ci portano anche a pensare, sulla base di altre ipotesi, che questa fosse la sede di una sodalitas romana, di una corporazione che trovava luogo di riunione all'interno di questi spazi sotterranei. L'ultima immagine che ci parla del patrimonio archeologico è un'immagine del nostro museo. Come vedete, l'immagine a destra vi mostra una grande sala alla fine di questa struttura che è in corso di realizzazione. A noi piace chiamarla la casa dei giganti, sarà lo spazio che ospiterà finalmente tutte le sculture di Monteprama che troveranno posto nel nostro museo. Attualmente il complesso scultoreo è in parte a Cagliari, ma a breve, quando questa sala sarà conclusa, tornerà finalmente a casa. E poi vedete 2 sale che vi mostrano, adesso possiamo dire, il vecchio allestimento del nostro museo, perché prima le statue erano addossate al muro, erano illuminate da delle luci artificiali, erano in un'altra sala divise su 3 sale diverse, e adesso invece sono così. Adesso sono tutte insieme, finalmente, guardano verso casa loro perché hanno davanti una grande finestra, una grande vetrata che li fa vedere direttamente il luogo in cui sono state realizzate, in cui sono state per 3000 anni, e i nostri visitatori hanno finalmente la possibilità di vedere quei dettagli figurativi di cui abbiamo parlato in tutte le loro sfaccettature, anche nella parte retrostante, e come vedete sono illuminate dalla luce naturale. Vi assicuro che dal vivo è veramente un'esperienza mozzafiato, perché si vedono tutti i dettagli, piccole tracce di colore, tutte cose che fino a poche settimane fa non potevamo vedere, ma non potevamo neanche mostrare ai nostri visitatori. Abbiamo accennato prima alla mostra di Maneddu, uno dei nostri, dovete sapere che i giganti hanno dei nomi, a noi ci piace anche ricordare questo, e Maneddu nell'esposizione è la statua che c'è sulla sinistra, e qua la vediamo esposta al Metropolitan a New York. Dunque questo ovviamente è un evento eccezionale, perché, come è stato detto prima, a New York non sanno dove è la Sardegna, immaginate se sanno anche dove è Cabras. Questo offre la possibilità di raccontare la nostra storia dall'altra parte del mondo, e vi assicuro che essere ospiti al Metropolitan è qualcosa veramente di grandioso. Tutto questo è stato reso possibile grazie anche alla collaborazione con la Dinamo. Dunque, oltre le conferenze, oltre tutto questo grande percorso di divulgazione che ormai facciamo da 2 anni, che sta restituendo degli ottimi risultati, la partecipazione, questo matrimonio di cui ha parlato l'amministratore delegato, si attua anche in altri processi. In ultimo vi lascio con un'immagine che parla di alcuni degli altri eventi che facciamo noi durante l'anno. Adesso riprenderanno, ormai sarà la 3ª edizione del Festival Letterario, l'Archeofilm Festival, il Festival dell'Archeologia, che si svolge tra fine giugno e i primi di luglio, che avvia anche personalità veramente importanti. Arrivare nel nostro territorio offre l'opportunità a chi partecipa di conoscere
questi siti archeologici di cui abbiamo parlato, perché si cambiano le tappe, gli eventi si svolgono in luoghi diversi, dal museo a Taros, a San Salvatore, a Montebrama, e danno anche la possibilità in realtà di vedere questi luoghi con luce diversa. Il viaggio continua perché ci sono tantissime cose ancora da fare, stiamo ancora lavorando e speriamo ovviamente che questo lungo viaggio prosegue, sia in crescita e continui nel migliore dei modi. Grazie mille a tutti quanti. Grazie mille a tutti. Questa volta sì, il coro di Laconi.
Allora, volevamo intanto ringraziare la Fondazione Montebrama, qui chiamo Anthony, volevamo omaggiarlo del nostro piccolo ricordo di questo evento, anche con il libro di Sant'Ignazio di Laconi che ci porta sempre in ogni località, e un nostro omaggio poi per Sant'Ignazio come coro per un piccolo gesto della gerazione. Lascio a te allora da okay. Grazie. Il Presidente Muroni vuole lui ringraziare Franco Marzatico, che così gentilmente ci ha offerto uno spazio incredibile dove abbiamo probabilmente portato un messaggio importante anche a chi è passato qui 3000 anni fa. Ecco, questo è un cofanetto nel quale abbiamo raccolto tutte le nostre pubblicazioni, il nostro Archeo Magazine, sono già 5 numeri, è una rivista, una copia l'avete probabilmente avuta anche sulle vostre sedie, e ci fa piacere che il dottor Marzatico e anche delle altre persone che adesso chiameremo abbiano questo nostro ricordo e possano continuare ad accompagnarci seguendo anche il percorso che abbiamo tracciato attraverso la realizzazione di questa rivista. Grazie. Grazie molte, grazie. Abbiamo qua anche la dottoressa Pedrotti, professoressa, chiedo scusa, non voleva essere una diminuzio, uguale. È molto bello che ci sia questa possibilità, ci sono collaborazioni precedenti nel sistema culturale sardo, volevamo maggiore anche lì. Una terza copia l'abbiamo invece per il presidente della Fasi, Bastianino Mossa, che è il nostro, abbiamo già detto, fa parte della nostra famiglia, naturalmente lo diamo a lui per consegnarlo idealmente a tutti i nostri connazionali che si trovano fuori dalla Sardegna. Che tra l'altro al circolo di Alessandria, questo interessa Laconi, c'è una cappella di Sant'Ignazio dove tutti gli anni si fa la processione, viene venerato il santo, quindi ecco, questa... Andiamo a cantare la allora ne approfitto anch'io, contraccambio il pensiero dandovi la guida del museo di Fiavé e del parco archeologico, che hanno ricevuto alla Borsa Mediterranea del Turismo a Pestum, dove ci incontriamo regolarmente, un premio come progetto innovativo. Grazie. Grazie. Grazie.